passare, cose buone da mangiare. Mi tuffo dentro ai vestiti, goloso di sapori squisiti. Siamo della stessa razza, togliamoci la corazza. La domenica in piazza, allora dai tutti in piazza. Qua appuntamento tutti in piazza e naturalmente un buon anno a tutti quanti voi. Per chi avrà visto la replica sicuramente siete già entrati nell'anno nuovo, per cui insomma il buon anno è sempre doverosamente ancora accettato. Siamo a Jesolo per Christmas Jesolo, questo appuntamento importante per creare ancora sempre di più l'atmosfera delle vacanze invernali, ma soprattutto del Natale che si concluderà per l'Epifania. Infatti l'Epifania tutte le feste porta via. Prima che si porti via pure la festa di Jesolo, noi vogliamo almeno lanciare il servizio. Eccoci qua, appuntamento tutti in piazza, naturalmente buon anno a tutti e un saluto particolare agli amici delle Marche perché da qualche settimana a questa parte hanno il piacere di vedere l'appuntamento di tutti in piazza realizzato, diciamo così, praticamente anche nella vostra bellissima regione. Come ad esempio il servizio che andremo a vedere, quello di Ancona, il Natale ad Ancona, che ovviamente si sta prolungando fino all'Epifania, perché lo sapete che con l'Epifania tutte le feste portano via. Se vi foste persi un pezzettino di qualsiasi cosa, non dubitate, andate direttamente all'interno del nostro portale che è tuttinpiazzatv.com, ok? Grazie e naturalmente buon anno! Have a holly jolly Christmas. It's the best time of the year. I don't know if there'll be snow. La via dei presepi, ruota panoramica Bosco degli Elfi, mercatini sono tra le proposte del Bianco Natale di Ancona. Naturalmente tra le attrazioni più gettonate c'è proprio la ruota panoramica alta 40 metri che può ospitare fino a 127 persone. Faremo il solito giro di tutti gli anni, anche l'anno scorso l'abbiamo fatto della ruota che lui aspetta con ansia. È molto, molto ben organizzato, direi che sono molto soddisfatta. Facciamo un giretto, vediamo sta ruota panoramica tanto amata dai bambini sembra, quindi. Salirete? Penso di sì, non so se adesso oppure nel pomeriggio, con le luci, fa più atmosfera. Quest'anno ci sono diverse cose carine. La ruota noi anche l'anno scorso eravamo venuti, per i bimbi soprattutto è sempre un'attrattiva interessante. Tra le novità di quest'anno la pista di pattinaggio in piazza Cavour. Esperienza è andare sui patti. Bella, sì, è divertente, vero? È molto bello, fa festa al Natale con la ruota, la pista di pattinaggio, poi anche in piazza Pertina abbiamo visto ci sono molte strutture per i bambini. E ogni fine settimana Piazza Pertini si anima con un bosco magico, il Bosco degli Elfi, con tutti i personaggi delle fiabe amati dai bambini. Dream
Seguendo il tappeto rosso si percorre prima via degli Orefici, in cui sono esposti i presepi della tradizione napoletana, per poi arrivare a piazza del Plebiscito, dove il protagonista è il maestoso presepe monumentale ispirato alla tradizione napoletana del Settecento. Eccoci qua all'appuntamento tutti in piazza. Oggi si ferma proprio nella piazza più bella, quella di Ferrara al centro, vicino al Castello degli Estensi. Perché? Perché c'è Christmas Eventi che vi accompagna fino alla Befana. Queste bancarelle, che più che bancarelle sono, diciamo, più ordinate, perché sono delle casette vere e proprie in legno, all'interno del quale ci sono una miriade di attività molto singolari, fra le quali anche chi vende presepe, ma soprattutto è emerso un fattore importantissimo in questa città. Ci sono troppi cani e questo ci fa piacere, ma forse c'è bisogno di meno cani e più figli. Non ci credi? Segui il servizio e naturalmente buon anno. Allora, siamo qui nell'Info Point di Ferrara, nel cuore della città, insieme a Daniel. Ciao Daniel. Ciao. Allora, siamo curiosi, dato che città è una fucina di belle cose da visitare, cosa si può visitare nel corso di questa Epifania, cioè dal primo dell'anno fino all'Epifania? Beh, noi siamo pieni di eventi già come organizzazione del Natale e Capodanno a Ferrara. Nel corso, ad esempio, già il 30 di dicembre ci sarà il concorso Music and Young per i giovani, il 31 l'evento Scuola Zoo, anche perché, come vedete, noi cerchiamo sempre di coinvolgere anche i giovani che ci hanno costruito anche molte palle di Natale per l'albero di Natale. E poi dopo, la sera, ci saranno i classici cenoni nei locali, nel castello, nel municipio, concludendo tutto con l'accensione del castello, il classico, il nostro grandissimo classico di Capodanno. Una scena, diciamo così, quasi fiabesca, diciamo. Sì, sì. Va bene esatto. Daniel, allora ti auguro buon anno e naturalmente buon proseguo. Grazie anche a voi, non dimenticate di visitare anche tutte le altre cose della città, perché ad esempio c'è la mostra di Courbet, il castello che è sempre bellissimo e tutti i presepi che sono anche esposti al castello. Grazie. Non mancheremo di farlo, grazie. Allora, quando si parla di festività non si può non parlare di presepe, insieme a Giatti Maurizio, buongiorno. Buongiorno. Allora, spieghiamo che innanzitutto queste sono tutte cose doverosamente realizzate a mano. Sì, esatto, questa qui è una produzione italiana. Tutte le case vengono da Castellammare proprio, da Napoli, e le statuine da Napoli proprio, le famosissime statuine napoletane. Cerco di avere prodotti italiani perché almeno nel presepe secondo me bisognerebbe avere prodotti italiani, ormai i prodotti cinesi sono dappertutto, esatto, però almeno qui no, almeno qui no. Un asinello cinese del presepe no, ci sta no, proprio male. Teniamo addirittura anche questa qui, si chiama plastica, in realtà è una resina dipinta a mano dell'Euromarchi di Bagni di Lucca, quindi sarebbe la concorrente di Fontanini, quindi è un'azienda comunque italiana anche nella plastica. Senta, una curiosità, generalmente i suoi clienti sono medio adulti, anziani, giovani? Diciamo che adesso bambini ce n'è un po' pochi, l'unico problema è che ci sono più cagnolini che bambini. Se guardate in giro le donne quando parlano che razza è, come sta, guardi lì per strada per esempio, e i bambini ce n'è pochi, quei pochi bambini che ci sono però sono attratti molto dal presepe e qualcosa comprano sempre, perché è il messaggio che è importante e il messaggio del presepe è una delle cose più importanti. Fa parte della nostra tradizione ed è giusto valorizzare, quindi il messaggio che lanciamo: meno cani, più figli. Sì, questo è un messaggio molto importante, meno cagnolini, per carità un cagnolino ci vuole, però più figli, perché qui è tutto, guardate, cioè tutti hanno, insomma il cane hanno. Esatto. Va bene, grazie. Niente, e buon proseguo e tanti auguri. Tanti auguri di buon Natale a tutti quanti. E buon anno. Buon anno, sì, più avanti. Vi aspettate da questo nuovo anno? Ah no, io non lo so, o le brutta, non so cosa dirle, non so cosa dirle. Che la SPAL si salvi? Beh, quello lo diamo per scontato. Una Befana molto buona, speriamo che arrivi. Cioè, che arrivi la Befana buona, insomma. Speriamo, dai. Magari di 20 anni, Beh, cosa ne faccio io? Non faccio mica più niente. No, non è vero. Dai. Va bene, grazie e buon anno. Altrettanto.
Sei single? Club di Più ti offre incontri con persone libere, motivate e che ti assomigliano. Chiama subito il numero che vedi in sovrimpressione. Guarda foto e annuncio al sito clubdipiù.com. Club di Più, ci prendiamo cura della tua felicità. A Caorle da 50 anni, impresa Rossi Mario Pietro EC SNC, pulizia fognature e video ispezioni, trasporto rifiuti, spianamento e movimento terra, costruzione e manutenzione di condotte fognarie. Torneria Peruzzetto, produce e distribuisce luci LED per uso residenziale. Venite a trovarci per un preventivo gratuito. Siamo a Ponte di Piave, località Negrissia, in via degli Alpini 1/B. I clienti e lo staff di Tutti in Piazza vi augurano buon anno! Stamattina profumo di festa, apro la mia finestra e sento la gente passare. Cose buone da mangiare. Mi tuffo dentro ai vestiti, goloso di sapori squisiti. Siamo della stessa razza, togliamoci la corazza. La domenica impazza, allora dai tutti.